Rientra l'emergenza per le 7 famiglie sgomberate da via Favignana dopo la frana del Costone. L'ordinanza di sgombero da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento, durata un'intera settimana, è stata revocata ed i 22 cittadini di Monserrato potranno adesso far ritorno alle loro abitazioni. La revoca è arrivata dopo l'ultimo sopralluogo tecnico effettuato dal Comune e dal Dipartimento regionale di protezione civile, nel corso del quale non si sono riscontrati pericoli imminenti per l'edificio. Rassicurato dai tecnici, il sindaco Lillo Firetto ha firmato questa mattina la revoca dell'ordinanza sindacale che permette così il rientro nei rispettivi alloggi delle famiglie residenti nella palazzina del Civico 5 di via Favignana, che era stata sgomberata. Funzionari e tecnici della Protezione Civile regionale assieme all'Ufficio Tecnico di Palazzo dei Giganti, Protezione Civile Comunale, hanno effettuato durante un sopralluogo mirato verifiche ed accertamenti sulla piccola collina di via Favignana, carotaggi sull'arcata dello smottamento per stabilire quanto veramente le condizioni del costone siano dissestate. La situazione geologica e strutturale non è però allarmante, possono così tirare un sospiro di sollievo e rientrare a casa le 7 famiglie che avevano dovuto abbandonare le proprie case.